Onorevole, si parla oggi di donna in un interessante convegno che fotografa una realtà che giorno dopo giorno si evolve. Allora, intanto vi devo dire che io ho scelto questa serata perché un anno fa giuravo al Palazzo dei Normandi, quindi giuravo fedeltà alla Sicilia e ai siciliani. E la mia prima uscita è stata che a Gela hanno organizzato un incontro dove parlava sulla violenza della donna e la mia prima uscita ufficiale è stata proprio questa. Mi sono interessata contro la violenza sulle donne. Ora, dopo un anno, mi vedete qui, ho lavorato in questo anno incessantemente e sono qui ancora per difendere il ruolo della donna nella nostra società. Certo, abbiamo fatto dei passi avanti, ma ancora lo dobbiamo fare, perché come ascoltiamo dei media, vediamo cosa succede. A parte cosa è successo a Caivano, dobbiamo notare pure cosa è successo a Palermo al Foro Italico. Un tema, quello sul valore della donna, a lei particolarmente caro, sembra di capire. Sì, carissimo, perché vediamo che la donna oggi subisce violenze fisiche, violenze psicologiche e violenze verbali, che sono le più subdole. Bisognerebbe aprire i centri di ascolto e dare voce a chi voce non ha. E poi debellare questo fenomeno sin dalla radice e fare dei corsi di genitorialità praticamente, e spiegare ai genitori di inculcare ai propri figli sin dalla più tenera età di avere rispetto per il genere umano. Un'importante legge è stata approvata, anche dal Parlamento regionale sulla figura dello psicologo che, ne aumenta i posti, ed questo è importante anche per discutere di queste problematiche che alla radice hanno sempre una loro ragione di essere. Sì, infatti abbiamo presentato questo DDL per lo psicologo di base, eppure ho presentato un DDL che ancora è stato calendarizzato per il pedagogista. Suor Maria Agnese Ciarrocco, suore di Don Morinello. Un importante convegno oggi che parla delle donne. Il suo aspetto qual è dell'intervento? Noi donne, suore, una scelta di vita, una vita vissuta per la fraternità e per il prossimo. Cosa dovrebbe fare oggi una donna per essere al passo con i tempi ed evitare anche queste violenze che spesso succedono da parte degli uomini? Questo è un discorso molto ampio. La violenza sulle donne sembra una tristezza, farci sentire sempre di più, dare sempre voce a queste donne e anche le istituzioni intervenire maggiormente già quando ai primi appigli di difficoltà essere più ascoltate.